Iniziamo con il canto 148. Sii salto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore segno d'ogni lode, non misurar la sua grandezza, ogni proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, ero in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Nel nome del Padre e del Dio Santo, grazie in questa domenica festa del Signore, ricordiamo anche la giornata del malato mondiale, il 11 febbraio. Da qualche anno il Papa l'ha unita, ricordando la Vergine di Lourdes, anche a tenere presente gli ammalati, e quindi anche per noi un'occasione per riaffidare alla Madonna tutte le nostre persone che conosciamo ammalate, ma anche di condividere con loro qualche momento della nostra giornata. E per celebrare degnamente questa Eucaristia riconosciamo i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Cristo eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, togli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Per il Santo, tu solo il Signore, lo Santo, gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo.
Padre, Figlio crucifisso, ogni stato per il nome di Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Signore parlò a Aronne e disse: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto, velato fino al labbro superiore. Andrà gridando: impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male. È impuro se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Io fare il mio peccato, non ho coperto però il Signore equità. Tu hai colpa e il mio peccato. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Voi tutti retti di cuore, gridate di gioia. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai giudei né ai greci, né così come io mi sforzo di piacere a tutti e in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia, il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.
e ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Del Signore. La coincidenza che celebriamo il giornale malato ad accogliere la parola del Signore, in cui vediamo come Gesù si presenta a noi come colui che porta la salute, la salvezza. Abbiamo ascoltato la prima lettura che ci fa cogliere come era la situazione di uno che fosse malato di lebbra, come veniva isolato, come doveva stare distante dalla gente, come doveva gridare impuro, onde evitare il contagio. E ne abbiamo esperienza, vero? Perché non avevamo la lebbra, ma avevamo un'altra malattia, non si sapeva come e cosa, e quindi anche noi abbiamo vissuto un'esperienza di isolamento. Nello stesso tempo però l'abbiamo presa, quindi la realtà della pagina del Vangelo ci fa vedere che sia il lebbroso sia Gesù trasgrediscono la legge. Infatti il lebbroso non doveva avvicinarsi, ma si avvicina a Gesù. Gesù non doveva toccarlo, invece lo tocca, per far vedere come l'amore di Dio è grande e non ha paura delle nostre malattie. E sappiamo come una volta guarito questo lebbroso non ha ascoltato il Signore, ma a tutti diceva cosa le era successo. È quello che dovrebbe capitare anche a noi, perché la lebbra che possiamo individuare oggi in noi è la lebbra del peccato. E allora non dovremmo avere paura di andare dal Signore e dirgli: se vuoi puoi purificarmi, per poter vivere in grazia e quindi sentire la tenerezza che il Signore non ha paura dei nostri peccati, ma è venuto proprio per liberarci, per salvarci, perché la nostra vita sia vissuta nella gioia, nella libertà, per poter amare poi tutti i nostri fratelli. Come abbiamo sentito la seconda lettura, San Paolo ci invita sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Ecco, anche noi oggi siamo qui, il Signore ci ha chiamati, ci ha portati qui a vivere il dono della sua parola, del suo pane, perché tutta la nostra vita sia poi vissuta con Lui, nella testimonianza ai fratelli di quell'amore che abbiamo ricevuto, non è solo per noi, ma perché lo portiamo anche. E allora Paolo ancora invita a non dare scandalo, ma tutto ciò che facciamo ci sforziamo di piacere al Signore. E Paolo dice: non certo per un nostro interesse, ma perché molti giungano alla salvezza. Vuol dire non tanto per farci vedere bravi, per farci lodare dalla gente, ma perché attraverso la nostra vita tanti possano scoprire l'amore del Signore. Lui dicendo: diventiate miei, lo so, è un problema. Tante volte anche tra di noi ci sosteniamo, perché vedere una nostra sorella o un nostro fratello della fede che vive in un certo modo ci sostiene, ci fa fare quei passi che a volte magari ci sembrano più difficili,
Così pure quando qualche fratello o sorella non si comporta bene ci scandalizza. E allora ci sentiamo scandalizzati e ci allontaniamo. Ecco invece il Signore ci invita a fidarci di Lui e nella gioia o nel dolore sapere che Lui non ci abbandona. E allora l'occasione, come dicevo prima oggi, di perdere un po' del nostro tempo per consolare e sostenere chi è nella prova di una malattia che non è un castigo di Dio la malattia, che Dio dà a noi per crescere nella fede, sapendo che la meta è giorno dopo giorno, anche noi ci prepariamo per raggiungerla. E allora anche la malattia a volte frena tanti pensieri, tanti sogni, tanti desideri e ci fa andare all'essenziale della vita e a chiederci perché io sto vivendo. Mi raccontava uno in questi giorni, dice avevo tutto, però a un certo punto ero triste, non sentivo più la gioia. E allora anche quella tristezza era diventata per lei un'occasione per ricercare dentro di sé, capire perché non era felice e ha iniziato a riaccostarsi ai sacramenti. Ecco, questa è l'esperienza ancora amore di Dio che non ci lascia tranquilli, ma anche attraverso circostanze e situazioni ci riporta a casa. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto un uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria dei vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica, il perdono, aspetto dei morti, vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, rinnovati dalla parola che abbiamo accolto con spirito confidente e umile, ci rivolgiamo presentandogli la nostra preghiera comunitaria. Preghiamo insieme dicendo: abbi pietà del tuo popolo, Signore. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. Per la Chiesa
sia sempre testimone vivente di autentica accoglienza e promuova azioni di sostegno fattivo a chi soffre situazioni di disagio umano e fisico. Preghiamo. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. Per i malati, l'amore di Dio che nessuno abbandona e lascia nella solitudine si manifesti loro attraverso la cura e l'assistenza di una buona sanità accompagnata dal conforto dei cristiani. Preghiamo. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. Per i sacerdoti, nel loro ministero come confessori, possano manifestare la vera consolazione di Dio che non si ferma a parole buone, ma agisce per restituire dignità e reintegrazione umana. Preghiamo. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. Per la nostra comunità, nelle sue attività di volontariato e di associazionismo, non discrimini nessuno e a tutti siano garantiti lo spazio e le opportunità per offrire la propria collaborazione nell'unità e nella stima reciproca. Preghiamo. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. Signore della vita, ci hai manifestato il tuo volto provvidente di Padre, non far mancare a noi il dono della tua continua misericordia e rendici testimoni credibili della vita giusto e perdono nostro, Signore. E tu nel tuo ricevuto il frutto della tua vita. Sentiamo a te per noi eterna. Benedetto Signore, verso dalla tua ricevuta il frutto della tua vita. A te per la disponibilità. Pregate, fratelli, e vostro sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questa offerta, o Signore, ci purifichi e ci rinnovi e ottenga a chi è fedele alla tua volontà la ricompensa eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo, Signore nostro.
Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore. Angeli e i santi, cantiamo senza fine la tua gloria. Santo, Santo, Santo. Sì, Dio del universo, nel Signore sei giusto per meglio dell'interesse universo e convinto che allora il rifiuto umilti gratuiti perché orbe figlio esorgi andare e qui vedete che solo c'è e manti il mio corpo io allora ti restringio e sceglieti prenditene quelle del fede versare per missione in me. Mistero celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo un solo corpo. Lo Spirito faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere con i tuoi e lei beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Antonio e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco,
il nostro Vescovo Andrea Bruno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi misericordioso tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme per sempre. No, per il quale doni al mondo ogni bene. Con Dio unità onore per tutti i cori dati dallo Spirito. Gesù è illuminato, sapienza, Padre, ora siano come non abbia la vedi la con l'aiuto vivremo sicuramente che salta e lo sa Gesù. Signore, chiede di là la mia, non peccate del dai solo la segni del segno, cambiamo della pace. Eccola in colui canti, grati all'agnello. Canto numero 29. Signore, sei venuto, fratello, in mezzo a noi. Signore, hai portato amore e libertà.
Signore, sei vissuto. Noi ti ringraziamo, Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Signore, sei venuto, fratello, nel dolore. Signore, hai parlato del regno dell'amore. Signore, hai donato la vita a noi. Noi ti ringraziamo, Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Signore, sei venuto e resti in mezzo a noi. Signore, ci hai chiamati e resi amici tuoi. Signore, tu sei alla noi ringraziamo. Alleluia. 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 Alleluia.
Preghiamo. O Signore, che ci hai fatto gustare il pane del cielo, fa che desideriamo sempre questo cibo che dona la vera vita. Per Cristo nostro Signore. Alcuni avvisi. Quest'oggi è giornata mondiale del malato, per chi può andare a visitare qualche infermo è grande opera, non solo oggi certamente. Domani, 12 febbraio, alle ore 20, presso il Santuario Sant'Antonio, il laboratorio di comunicazione ecclesiale proposto dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali in biblioteca. Mercoledì 14 febbraio, mercoledì le cene in Quaresima, tempo inizia l'imposizione cene. Se sarebbero essere le fratelli capire, Signore, che ha questa ragione. Il 10 febbraio del mese ci sarà l'orazione eucaristica dalle 17 e 18. Durante la Quaresima ogni venerdì si celebra in santuario alle ore 18. Signore, con voi. Ti benedica con la tu sei la stella fra le tempeste dei di chi ti chiama, madre d'amore. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi.